Ciao a tutti, sono Nick Piras, direttore moda di GQ Italia. Oggi per GQ Telefono Casa faremo una chiacchierata con Giulio Berruti. Aspettiamo che si connetta con noi, vediamo se arriva. Come stai? Eccola! Senti? Io bene, grazie. Tu come stai? Bene, Sì, ti sento bene. bene, bene. C'è una giornata splendida, quindi sono molto felice. Io, da buon meteoropatico, quando vedo il sole Eh, sì, eh, mi sollevo. sì, eh? Senza. Sì, sì. Tu? Come va? Ma tu sei a Roma o sei a Milano? Immagino No, io Milano. sono a Milano. No, no, io sono a Milano e ti stupirò, ma c'è il sole anche qua, per cui No. Che poi in so realtà, che guarda, voi posso romani non dirti, ci è credete, un eh? falso mito questo, perché ormai Milano da Bravo. tantissimi anni, guarda, avevo una fidanzatina quando avevo 18 anni, quindi ormai parliamo di Eh, quasi 18 anni fa. E all'epoca devo dire, sai, mi ricordo, io stavo nel periodo liceo, mhm. università, volevo a un certo punto venire insomma, a Milano a studiare. E c'era questa cosa che all'epoca effettivamente quando mi svegliavo c'era la nebbia, c'era ancora tanta nebbia, mentre devo dire che negli ultimi Non 10-15 anni esiste più. non c'è più, non c'è No. più. È cambiato il clima e a volte forse anche in meglio in questo caso, però devo dirti che Milano è una città veramente che amo tanto. Poi secondo me ha dimostrato come sempre di avere veramente gli attributi perché voglio dire il Nord in tutto questo momento storico così delicato è stato quello più colpito e devo dire che ho veramente riscontrato tanti amici, tanti parenti che sono stati toccati anche in prima Mm. persona da questa disgrazia e hanno reagito veramente con grandissima forza, grandissima dignità. Quindi diciamo che ogni città riflette un po' il popolo che la abita e Milano è una gran bella città. Quindi viva Milano. No, io sono, grazie, grazie, io sono d'accordo, anche se sono in realtà milanese acquisito, perché in realtà io sono sardo, ma insomma ho passato più anni della mia vita qua a Milano che non in Sardegna ormai, per cui insomma questa la dice lunga sugli anni che ho, però lasciamo perdere, chi se ne frega. Allora, intanto voglio ringraziarti perché insomma la settimana scorsa ci abbiamo provato e non ci siamo riusciti, però siccome siamo stoici, questa volta ce l'abbiamo fatta, a parte L'abbiamo fatta, la infatti mea parte... culpa ragazzi, scusatemi, insomma, ho Vabbè, non avuto ti devi purtroppo scusare. un contrattempo un po' delicato e ho dovuto, purtroppo Mm, non ho potuto partecipare, ma sono felice di farlo oggi. va Quindi bene, sono pronto grazie. alle tue terribili domande. Ma figurati, sei iper scusato e noi siamo contenti di averti finalmente con noi. Per cui, beh, intanto, come dire, volevo chiederti come stai e ormai posso usare il passato, com'è stata la tua quarantena? Perché l'abbiamo finita per certi versi. Mi Ci pare siamo che, quasi, sì. se non ho capito male, nella confusione generale siamo nella fase 2. Per cui ti chiederei come sta andando. Intanto, come è andata la tua quarantena? Che nelle le settimane. Tu l'hai fatta a Roma, giusto? Sì, l'ho fatta a Roma, io ero tornato, allora io vivo in realtà di fatto a Los Angeles, in quel periodo poco prima era a New York per lavoro, stavo girando un Sì, film lì sì. e sono tornato in Italia il 13 di febbraio Mhm. e dovevo rimanere 2 settimane per ricominciare a lavorare il 1° di marzo. Ok. Chiaramente in quelle 2 settimane è cambiato il mondo e quindi mi sono Certo. ritrovato a dover stare a casa. Mm. E fondamentalmente devo essere sincero, a parte che io ho cominciato la quarantena un pochino prima perché avevo incontrato una persona a pranzo che 5 giorni dopo è risultata positiva al Covid, quindi Ah, praticamente io per evitare varie problematiche, io ho una certo, famiglia che volevo vedere, ho la mia nipotina, mio fratello certo. ha questa figlia molto bella Mhm. a cui sono molto affezionato, però ecco, ho deciso di mettermi in quarantena qualche giorno prima, quindi di Ok. fatto mi sono fatto qualche giorno in più. Però diciamo che, sai, noi, tra virgolette, attori, siamo un po' abituati a passare anche tanto tempo a casa, no? A passare tanto tempo così, un po' con noi stessi, Sì. perché al di là di quello che si vuole far pensare, spesso e volentieri, tra un film e un altro Ci sono delle passa pause. anche tanto tempo, quindi Sì. diciamo l'abitudine di stare a casa e di tenermi occupato un po' ce l'avevo. Devo dirti che poi effettivamente 3 mesi sono tanti, 2 mesi e mezzo, insomma, quanti sono Mhm. stati. E all'inizio ho cercato un po' come tutti, insomma, di concentrarmi, di fare le cose che mi piacevano, quindi mi sono dedicato alla cucina, mi sono dedicato alle Scusa, classiche cose. scusa Giulio, non per farmi gli affari tuoi, l'hai passata da sola in compagnia la L'ho quarantena? passata in compagnia, ma del mio cane, Ah, quindi ok. in compagnia di un cane.
Comunque, vi siete divisi di E- spazi, come, come? Vi siete divisi di spazi comunque. Sì, esatto. E poi niente, guarda, devo dirti, in realtà questa è stata anche una grande fortuna, no? Perché Mhm. comunque ho avuto la possibilità di poter uscire, cosa che tanti non avevano, e devo essere sincero, mi hanno anche fermato un giorno, una delle prime 2 settimane, credo, e questo carabiniere molto simpatico mi ha fermato e mi ha detto, volevo controllare se il cane fosse vivo, fosse vero, perché Eh, dice che aveva fermato già altre persone che andavano in giro con i guinzagli con dei peluche per far finta di classica cosa un po' all'italiana, ma è no? vera questa cosa, secondo te? Mi sembrava molto serio nel controllare se il cane fosse vivo o Ah, meno, quindi molto io freddo. presumevo che lo fosse, però ecco, insomma, spero di no per noi perché insomma non ne usciamo bene così. Però Sì. devo dirti che insomma, ho passato una buona quarantena, mi sono rimesso a suonare la chitarra dopo 30 anni che non la suonavo, la suonata Ah, quando ero molto piccolo. mm, Ho ricominciato a fare canto, sto scrivendo il mio secondo romanzo perché avevo già scritto un romanzo 2 anni fa per Mondadori Electa, adesso ne sto scrivendo un altro. E beh, poi che altro ho fatto? E poi però, niente, mi sono dedicato, ho dici, scritto un sacco di lettere e di messaggi a un sacco di gente che non sentivo da anni, penso come tanti di noi, no? Un po' sai quella cosa di interessante. ci siamo dedicati agli affetti, anche quelli un po' che magari tenevamo nascosti nel cuore e che da tanti anni non sentivamo. Quindi mi ha fatto, secondo me, guarda, è stato un momento, devo dirti, tutto sommato, chiaramente, no? Per Sì, quella che è stata sì, sì, la tragedia la situazione, tutto sommato, forse si positiva. può dire anche positivo. Ok. Più che altro sono, ecco, magari contento che abbiamo visto delle immagini molto belle, sai, dell'acqua di Venezia pulita, Sì. dei delfini nei porti, piuttosto che, insomma, no, le balene, abbiamo visto, insomma, la natura sia un po' ripresa ai suoi spazi. Mm? Speriamo che questo possa servirci un po' da lezione e possa aiutarci a fare uno sforzo in più, anche perché poi chiudo l'argomento che magari diventa pesante, non è questo il contesto, però non dobbiamo dimenticarci che ad esempio l'inquinamento fa 7 milioni di morti l'anno. Mm. Quindi voglio dire, se paragoniamo quei numeri ai numeri del Covid, sono numeri ben più grandi, quindi è comunque un'emergenza che dobbiamo seriamente affrontare. Quindi speriamo che insomma qualcosa si faccia in tal senso e al più presto. Quindi tu fai parte di quelli che pensano che questa, come dire, che sia una specie questa pandemia sia una sorta di segnale che in qualche modo la natura ci lancia per comunicarci qualcosa, insomma, che così non Ma guarda, possiamo andare sono avanti. state dette tante cose, no? Ci sono Eh, tante teorie a riguardo, poi ognuno la vuole vivere un po' come mm, vuole. Io, diciamo, più che altro penso sempre che da tutte le cose si può tirare fuori un po' di bene, no? Anche nelle disgrazie come questa. Quindi, tutto sommato, pensare ecco, cioè rendersi conto che effettivamente il rapporto tra uomo e natura è veramente molto, è basato su un equilibrio che noi diamo per scontato, ma non è assolutamente così e mm, questa disgrazia ce lo dimostra, perché effettivamente basta una piccola cosa insignificante come di fatto un virus che con tutto diciamo, l'organizzazione societaria dell'uomo, perché non parliamo solo delle morti, qua parliamo dei posti di lavoro, di gente che magari non ha potuto vedere gli affetti o che è anche morta da sola. Tutto questo viene rimesso in discussione. Allora, secondo me è importante tenerlo, insomma, farne tesoro in qualche modo, no? Quindi cercare di velocizzare quei processi di cambiamento anche poi appunto per creare magari nuovi posti di lavoro, per creare nuove opportunità per i giovani, per lasciare anche un mondo migliore, no? Io vorrei che mio figlio, io non sono papà, ma vorrei che mio figlio onestamente vivesse in un mondo un po' più pulito e magari meno pieno di stronzi, se si può dire, magari ecco, insomma. mm. Beh, Eh, sicuramente, come dici tu, questa è un'occasione straordinaria per in qualche modo ripensare delle cose. Cioè, quando mai è successo, no? Sai, Eh, tu poi sei uomo di mondo, mm, quindi, ma quando mai è successo che in 50, 60, 70 anni di organizzazione occidentale del mondo, se così possiamo definirla, il petrolio valeva zero? certo. Mai, mai nella storia del petrolio e diciamo, della rivoluzione industriale. Quindi è stata ed è ancora ad oggi una grande, secondo me, opportunità per cercare di accelerare quei processi che sono Chiaro. fondamentali per Certo. poi fondamentalmente vivere meglio, perché ricordiamoci che l'ambiente non è necessariamente solo una rottura di palle il verde, no, è proprio un qualcosa che impatta direttamente con la qualità della vita delle persone, quindi
mi piacerebbe, insomma, ecco, che ne uscissimo un po' più consapevoli. Speriamo, sono sempre positivo, quindi vediamo un po'. Penso anche a quanto la tecnologia in questo periodo sia stata d'aiuto. Vero. Pensa a quante volte, non è il mio caso, però insomma, anch'io sono stato un weekend andata e ritorno Milano-Seul un paio d'anni fa, sono partito venerdì e sono rientrato domenica. Poi mi sono reso conto che Hai fatto un weekendino in Cina? no, Sì. poteva essere una cosa, come dire, che in realtà si sarebbe potuta risolvere via Skype, non so come dire. Per Sì, cui sì, pensa quanto la tecnologia invece in realtà in questo periodo, col fatto ci ha che aiutato. abbiamo dovuto, esatto, abbiamo dovuto sopportare il lockdown, ci ha risolto tante cose da questo punto di vista, per cui ci ha permesso di fare riunioni stando a casa e quindi Ci ha questo permesso è... di lavorare, ci ha permesso di sì, fare un sacco di cose che altrimenti non avremmo sicuramente potuto fare. certo. Assolutamente. Ma Mm, infatti, guarda, io devo dirti che sono un grande sostenitore in generale della tecnologia. Penso che la tecnologia al servizio dell'uomo sia un'ottima cosa. E il problema è quando è il contrario, no? mm, Cioè, quando l'uomo si piega alla tecnologia. Poi, sai, voi siete in particolar modo un giornale, un magazine, una rivista, se vogliamo, un magazine, ecco, insomma, mm. storico che parla di tanti temi da sempre, in particolare, per esempio, della moda, e anche su quello, insomma, ci sarebbe tanto da dire. Anche lì, per esempio, il cambiamento sta avvenendo, no? Si parla di tanti temi che sono il tema delle donne, magari delle taglie, il tema appunto di utilizzare dei prodotti che possono essere più ecosostenibili ed etici. Quindi sicuramente, ecco, la tecnologia è l'invenzione dell'uomo per migliorarsi la vita, quindi se è ben riposta, io sono un grandissimo fan della tecnologia, insomma. Ti volevo chiedere una cosa, Giulio, scusa, mi è Vai. venuto in mente perché parlavamo poco fa. Mi chiedevo se durante queste settimane, le settimane scorse di Sì. quarantena, è capitato qualcosa nella tua vita che, come dire, ricorderai in futuro un po' per sempre. Non so, leggevo prima, ti faccio questa domanda perché leggevo prima l'intervista che la Capua ha rilasciato ad un magazine e diceva che tra le cose positive sicuramente il fatto che è stato molto a casa con sua figlia e ha potuto assistere al passaggio di sua figlia dalla questa specie di, come si dice, di passaggio nella fase dell'adolescenza. Per Mhm. cui mi chiedevo che lei in qualche modo, come dire, in questo reputava che questa esperienza per lei sia stata molto positiva, chiaramente. Per cui mi chiedevo se nella tua vita è capitato qualcosa che appunto, ti ripeto, tu ti porterai appresso per sempre. Beh, In sicuramente quarantena. il fatto di non dare per scontato i propri affetti, perché Ok. il fatto di saperli così vicino e di non poterli vedere né toccare né abbracciare, in qualche modo ci ricorda che sono importanti, bisogna cercare di valorizzarli, anche perché Mm, esiste un tempo purtroppo. Io ho tanti amici che hanno perso qualcuno per questo mm. problema, specie gente in Veneto, al nord, Milano, Bergamo. E sai, no? Magari fino a una settimana prima si rideva, si scherzava e poi magari Certo, cambia tutto. Quindi certo. poi senza ecco, dare troppo peso e troppa pesantezza Sì, all'argomento, sì, però sì. sicuramente Mm. insomma gli affetti sono importanti. Questo riguarda anche gli amici, cioè tutte Sì, quelle ma persone che poi ci vogliono bene, cercare chiaro. di valorizzarle il più possibile quando ce le abbiamo disponibili, perché non è Ma detto che siano sempre lì. Ma Giulio, scusami, e l'altra cosa che mi viene in mente è che io so che tra le tue passioni, vabbè, oltre alla, come si chiama, alla tecnologia, al green, eccetera, ci sono anche lo sport e le moto. Come hai Sì. fatto in questo periodo di... Guarda, in realtà la fortuna ha voluto, per Mm, fortuna veramente, perché sennò sarei impazzito dopo un po', che ho un piccolo garage sotto casa dove praticamente ho potuto mettermi a lavorare, quindi siccome ho la parte, diciamo, il condominio sotto, chiaramente sei chiuso nel garage, certo, potevo scendere giù certo. Per diciamo, fare. Mm. esatto, cominciare a lavorare e proprio ieri sono riuscito a finirla. Questa è una, aspetta che c'è un riflesso di... Questo lo levo. Questa è una delle ultime che ho fatto e devo dirti che sono molto fiero perché è venuta veramente un gelo. Questa non so se te la ricordi, è un CB750 4 degli anni 70, Ah, però completamente ridisegnata da me, tutta rialzata, insomma è un'altra moto in realtà di fatto
Ed è divertente, devo dirti, è una gran bella passione che ho. Forse che, guarda, che mi è venuta quando ero più piccolo, perché io ero uno di quei bambini che, insomma, magari non aveva la PlayStation, non aveva il Sega all'epoca, se ti ricordi. E magari ecco, giocava di più con i Lego piuttosto che a costruire, no? Ero sempre quello che non stava mai fermo, quindi mia madre, pur di liberarsi di me, mi mandava in giardino, quindi io passavo tante ore magari capito sugli alberi a costruire le cose, cioè questa qualcosa. infanzia anche poi molto, io devo dire, mi ricordo questa infanzia molto bella, molto, molto serena, molto felice da questo punto di vista. E mi è rimasta questa cosa della manualità. Poi non a caso ho scelto di fare odontoiatria all'università, perché mi Esatto, sono, esatto, sono esatto. laureato in odontoiatria, che era, diciamo, una specializzazione medica molto manuale, no? Cioè il dentista è quello che smanetta di più Ma insieme al chirurgo plastico. infatti volevo chiederti questo, ma com'è Vai. possibile che uno che si laurea in odontoiatria, Mm. specializzato in protesi dentarie, eccetera, eccetera, poi che ti è successo che sei diventato attore? Come mai? Me lo sto ancora chiedendo. Ah, Allora, guarda, in realtà è stata una transizione che non è mai realmente avvenuta perché io ho cominciato a lavorare nella moda quando avevo 16 anni. mm, Ho fatto un po' di varie cose, ho lavorato con vari brand, insomma, più o meno importanti, sì, però diciamo non ero proprio, poi sai, la moda all'epoca era molto diversa, da oggi non c'erano i social, quindi tutta la certo. parte bella della moda era veramente, diciamo, così, esclusiva per pochissimi nomi Sì, grandi, tutti gli sì. altri erano così anonimi e venivano, Attori. insomma, era Mm, tosto perché io mi ricordo quando andai a fare il mio primo fitting da Fendi, passai 12 ore in piedi e arrivai a casa che dissi io non lavorerò mai più, cioè, ma come è possibile, non ce la faccio, perché è veramente tosto, cioè quando stai lì 12 ore fermo così a provarti le cose sembra una stupidaggine, ma se ci provi ti assicuro che ti bravo stanchi. Giulio, dillo a tutti, che tutti pensano sia un lavoro... No, no, è un lavoro molto serio dove dietro ci sta un grande studio e mi ricordo, pensa che poi mi mandarono a casa perché non potevano tenermi di più, ma loro rimasero, Silvia Venturini rimase lì a ore e ore dopo ancora a provare tutti i capi e andarono avanti così per una settimana, quindi io per una settimana andai da loro e loro la sera continuavano a lavorare, all'epoca il direttore era Lorenzo Delia, Mm, che forse ovviamente conosci, che adesso ha cambiato Maison, ma insomma, quindi fu un'esperienza, insomma, anche molto così di crescita, no? Però poi, finito il periodo del liceo, avevo sempre un po' l'idea di avere un po' un lavoro più tradizionale, poi perché comunque mio padre è medico, chirurgo, mio madre è un avvocato, quindi sai, più o meno, insomma, l'idea di svegliarsi la mattina e andare a lavorare, quindi mm. l'università la sentivo come una cosa che volevo fare, ma al tempo stesso che comunque dovevo fare in qualche modo, in una cosa o un'altra avrei dovuto Era farlo. prevista. Mm. Esatto, molto tradizionale come famiglia e quindi sostanzialmente smisi di fare un po' la moda perché poi non avevo la passione, sono sincero, non ho mai avuto quel tipo di roba di dire voglio fare le sfilate, le ho fatte, ma insomma era un modo per lavorare, per guadagnare Certo. due soldi e potermi così anche un po' emancipare dalla famiglia. Poi feci un sacco di altri lavori, feci il carrozziere, il meccanico, il piastrellista, il muratore, il saldatore, di tutto e di più. E fondamentalmente era anche un modo, avendo io un rapporto molto conflittuale con mio padre, in bene, ma perché mio padre siamo molto simili, quindi sai, stesso paio di scarpe insieme non vanno, Mm. sono uguali ma insieme non vanno, era un modo per emanciparmi da lui in particolar modo e avere la possibilità di potermi comprare la mia moto, le mie moto, che la passione era sempre quella, da solo. E poi da lì praticamente decisi di fare l'università e quando feci l'università per 2 anni non lavorai più. E poi invece mi chiamò, feci un corso di recitazione, un po' perché magari agli esami ero un po' timido, ancora volevo un po' insomma prendere confidenza con me stesso, un corso di recitazione e conobbi poi il mio ex agente con cui lavorai per 13 anni. E la verità è che non essendo io figlio di dentista all'inizio è molto dura, quindi sai, a 23-24 anni, quando lavori già da 3, 4, 5 anni, tutto sommato guadagni bene, rimetterti a 100 euro al mese, 100 euro sì, al mese perché facevi veramente l'assistente gratis, Mm. a fare 18 ore al giorno, insomma, magari lì per lì non mi andava tantissimo. Quindi ho detto, vabbè, sai che c'è, metto da parte un po' di soldi e poi lo studio me lo apro. E così è stato, perché fondamentalmente poi ho aperto uno studio con due colleghi dell'università, però sai, poi in realtà al cuore non si comanda, quindi la passione è rimasta, è cresciuta, e per cui ho detto io continuo a fare questo mestiere, mi piace, mi ci sono dedicato tanto e Senti, voglio andare avanti.
Ok, senti, ma spulciando nel tuo percorso professionale, ho letto che tu hai esordito nel 2005, giusto? Con Melissa P. Sì, qualcosa, sì, 2000, no, prima 2003 in realtà, Ok, perché Melissa P la girammo nel 2003, però ok, uscì poi nel però sì, 2005. 2005, ok, Sì, sì, con sì. Luca Guadagnino. Con Luca Guadagnino, che di Eh. fatto devo a lui tutta la mia carriera perché è stato il primo a, tra virgolette, lanciarmi. Ma com'è E- stato lavorare con un regista così, che poi è diventato così iconico, insomma, Ma così... Luca è sempre Eh, stato, devo dirti, io ho un ricordo molto bello di Luca. È sempre stata una persona molto, molto solida, molto lucida su ciò che voleva, ha fatto anche delle grandi battaglie per se stesso, è un autore Luca, nel vero senso della parola. Quindi ha una visione. Io mi ricordo che andammo io Elio Germano, Primo Reggiani a casa sua a fare un po' di prove in vista. Poi, sai, Elio e Primo avevano un ruolo molto più grande del mio, io avevo un ruolo piccolo, però lui ci teneva che io ci fossi. E vidi questa parete con tutti i frame del film che lui aveva disegnato e scritto di sua mano con dei post-it, ma era una parete enorme e vidi il film fondamentalmente, no? Su questi post-it gialli. mm, E pensai a quanto lavoro c'era dietro una cosa del genere. E lì quindi la visione di avere un'immagine e di poi trasformarla. Quindi è un regista molto esigente, non ti nascondo, poi ha lavorato anche con un mio amico Army Hammer, con cui hanno fatto Call Me By Your Name, che è un film stupendo, mm. e mi auguro veramente di avere l'opportunità un domani di poterci rilavorare. Mi è capitato di incontrarlo tempo fa, poi insomma abbiamo diversi amici in comune, però sai, ormai lui è lanciatissimo, adesso pare il remake di... Mm, esatto. che sarà, sarà tosta come, diciamo, come secondo me, come sfida. Sono sicuro che lui la vincerà, ma insomma, è tosta perché quello è un film iconico, quindi ci Suspiria ti è vuole un'icona piaciuto? per fare un film iconico. Quindi sono... Che dici? Suspiria ti è piaciuto? Sono sincero, non l'ho visto, non ho Ok. avuto l'opportunità di vederlo. Me l'hanno parlato molto bene, però mi hanno anche detto che è complicato, Mm, quindi ero curioso di vederlo. Sincero, non l'ho visto. È l'unico film mm. che mi manca di Luca. Ma sai, Non- lui poi lo sai meglio di me, è un regista ultra esteta, per cui tra l'altro amatissimo dal mondo della moda, per cui se lui è vicinissimo, infatti, a a alcune Fendi, per case, esempio. sì. Sì, sì. Eh, Mm, mm, sì, mm. sì, sì, no, ma devo dire, Luca ha sempre avuto una visione. Poi, peraltro, pensa, mi ricordo perfettamente il nostro primo incontro perché mi chiese di fare il provino. Lui era a questo ufficio mi pare Lungotevere Mellini, una cosa del genere. Mi disse, ah, ma allora, sai, questo film è per 100 colpi di spazzola, cosa ne pensi del libro? E io dissi, guarda, io non l'ho letto il libro, sinceramente, non lo so, non l'ho letto. Mi disse, ah, bravo, bella risposta, mi piace, preso, una cosa del genere. Poi mi fece fare altri provini, ovviamente. Poi pensa che in quella occasione conobbi un sacco di persone che all'epoca erano sconosciute ancora e Ah, poi divennero famosissime. Adesso non le tipo? voglio citare, non ne voglio citare, ma Alba Rockwaker fu una di queste, Giulia Michelini e tanti altri. Quindi, insomma, è stata un po' una fucina di tanti poi attori che sono andati avanti, chi più chi meno, ma insomma più o meno è stato poi un... C'è stato anche Santa Maria che ha fatto un piccolo cameo. Ah, vedi? Poi era prodotto da Francesca Neri, che era il mio grande amore quando ero piccolo, io Ah. stravedevo per lei, quindi... Senti, invece Giulio, un'altra cosa che mi incuriosisce tanto di te è sapere dell'esperienza sulla Freccia Nera, Remedios, Oddio. dove hai recitato. Guarda, tu devi sapere una cosa, no? Io è stato Che è un un po'... altro cult, tu lo sai che quello è Eh uno sì, beh, spettacolo della storico Rai, quello del comunque, certo, 68 certo, cult, per cui certo. Guarda, quella è stata un'altra esperienza incredibile perché io ho girato Melissa P e subito dopo La Freccia Nera e Melissa P fu di fatto il mio primo ruolo e mi ricordo che io guarda, stavo studiando, all'università, stavo studiando anatomia e mi chiamarono e mi dissero ti hanno preso per fare Melissa P. Quindi io tutto contento dissi ah che bello, ma adesso che devo fare? Perché non avevo mai studiato per fare l'attore, cioè fondamentalmente andavo un po' istinto, ma non avevo mestiere. E se no, no, adesso dopodomani devi andare lì, fai le prove e poi ti ritroverai sul set. Andai sul set e la prima sera girammo la scena dell'orgia, per cui io praticamente passai dall'anatomia teorica dei banchi all'anatomia pratica del set con Luca. E poco tempo dopo l'esperienza fu simile perché io mi ritrovai il primo giorno di set con
Riccardo Scamarcio, Martina Stella, Ennio Fantastichini, che saluto e gli mando un bacio dall'alto dei cieli che ci guarda, e Carlo Cartier, che erano 4 attoroni. Riccardo era appena esploso, Martina la conoscevamo, era ormai sulla cresta dell'onda. Insomma, Ennio era un attorone, l'avevo visto 1000 volte, e Carlo è un super attorone di teatro, non solo. E io non avevo mestiere, avevo questo elmetto diciamo, da soldato. E chiaramente, come spesso accade, quando hai le cuffiette tu parli più forte perché non ti senti, ma quando hai una cosa vicino, parli e ti senti molto più forte. Quindi parlavo con la voce bassissima e il regista si arrabbiò come un pazzo perché questi non mi sentivano. Io mi sentivo proprio, dissi, vabbè, io ho capito che se voglio fare questo mestiere devo studiare. Finita quell'esperienza mi misi a studiare seriamente per farlo e poi, insomma, dopo 15 anni sto ancora qua. Quindi tutto sommato È devo andata dirti che faticando, ma insomma ne sono contento, ne sono orgoglioso. Senti, invece l'altra della tua esperienza che mi interessa tanto, di cui mi interessa tanto sapere com'è andata e che cosa che ricordi ti porti dietro è quella con Peter Greenaway nel 2011. Bellissimo. Com'è Peter andata? Greenaway è stato, guarda, è stata un'esperienza bellissima. Lui è un autore, è una persona innanzitutto molto particolare, un uomo molto distinto, è un uomo che cammina con il bastone e la bombetta e la bici del Novecento, quindi ha tutto un suo mondo e lui trova tutto questo nostro mondo completamente sbagliato. Questo lo si vede proprio dai film anche che fa. Lui ha questa trasposizione quasi un po' teatrale, molto statica a volte della macchina, questi piani sequenza lunghissimi, dove però fondamentalmente il quadro, quindi diciamo l'inquadratura è sempre quella, no? The Pillow Book, piuttosto che, insomma, ci sono tantissimi film bellissimi che lui fece. E devo dirti che è stata un'esperienza molto bella, anche perché, adesso senza poi scadere nell'ovvio, ma è stato il film in cui, diciamo, sono un po' venuto a contatto con delle fragilità che ognuno di noi ha, anche con dei costumi, degli usi che noi abbiamo, tra cui per esempio il nudo, perché è un film dove io feci il nudo integrale e un po' non lo sapevo, un po' non me l'aspettavo, mi ritrovai sul set quel giorno che lui mi disse adesso vorrei che tu ti spogliassi e vorrei che tu avessi un'erezione. Io dissi, oddio santo, cioè, che mi invento, cosa faccio? Non avevo idea neanche, per cui fu molto complicato. Poi c'erano tanti altri attori, c'era Flavio Parenti, insomma, Vincent Riotta, un gran cast, Stefano Mordini, insomma, tantissimi bravi attori, Francesco De Vito, insomma, devo dire che ci siamo trovati tutti un po' spiazzati lì per lì, però sai, quando hai di fronte a una persona del genere, sai che comunque stai facendo una cosa che non è necessariamente una cosa commerciale e quindi poi ti vai a svendere, decidi di farla in qualche modo e decidi di farla al tuo meglio. E devo dire che insomma è stata una bella esperienza, ma al di là della nudità, perché poi paradossalmente, sai, ero su questo stage, c'erano 300 persone di figuranti e lui mi disse adesso vai fuori nudo perché io voglio riprendere, perché raccontava di questa specie di compagnia teatrale, questa compagnia teatrale che faceva gli spettacoli e spesso e volentieri metteva in discussione le sacre scritture. Quindi mi disse, io adesso voglio che tu esci perché i figuranti non possono recitare, non sono bravissimi, la gente presa magari un po' così, diciamo, degli extra. Vorrei che avessero delle reazioni rispetto a te che esci nudo, così che poi io possa montarlo come se fossero veramente, no? Impressionati. Quindi se adesso ti spogli, esci fuori sul palco e ti fai vedere nudo. E devo dirti che all'inizio fu abbastanza scioccante, poi poco dopo ti accorgi come magari ecco, sono gli altri che si imbarazzano, no? E tu tutto sommato ti senti più a tuo agio perché poi fondamentalmente è la nostra natura, nasciamo nudi e io infatti devo dirti che quando posso al mare, se posso, insomma, mi faccio il bagno così perché è una grande sensazione di liberazione. Poi sai, la moda molto spesso ritrae l'uomo e la donna, insomma, nudi, perché è la nostra natura, quindi non ci trovo nulla di male al di là adesso del pudore, chiaramente deve esserci in una minima parte, ma insomma è stato interessante, è stato un bel viaggio anche verso, insomma, con me stesso e devo dirti che poi, sai, il film può piacere o meno, ma quello che a me nessuno mi può togliere è l'esperienza che mi sono fatto, quindi sono molto contento. Senti Giulio, tu sei stato, lavorativamente parlando, sei stato un cuoco, sei stato un vicequestore, eccetera, eccetera. Qual Mhm. è il ruolo che ti è piaciuto di più? È quello che è stato più congeniale a te fino adesso? Quello che ancora non c'è, quello che ancora non c'è stato. Io penso che ho avuto una grande fortuna e una grande anche sfortuna.
La grande fortuna è che ho cominciato praticamente sin da subito con dei ruoli importanti. Penso alla figlia di Elisa, io non avevo di fatto studiato, stavo cominciando a studiare. Nel frattempo, mentre giravo, facevo avanti e indietro con Roma per dare gli esami, quindi è stato un periodo molto complicato Mm. per me. Però mi ha dato immediatamente la notorietà, in qualche Certo, modo. E ho certo. dovuto recuperare tutto ciò che non avevo fatto prima, dopo. Quindi devo dirti, se tu mi chiedi qual è stato un ruolo che hai amato, ce ne sono tanti. Qual è stato il ruolo che ti è piaciuto di più fare? Ti dico quello che ancora devo fare perché so che posso offrire tantissimo. Penso di avere tanta potenzialità, chiaramente devo trovare il modo di poterla esprimere, ci sto lavorando tanto, devo dire che forse negli Stati Uniti ho un pochino più di facilità rispetto all'Italia per le storie che raccontiamo, Certo. però insomma sono ben contento e felice di poter lavorare anche qua, adesso ci sono diverse cose che si stanno muovendo, quindi insomma Ma piano piano io penso che la vita sia un percorso, quindi ognuno parte poi chiaro. da qualche parte. Senti Giulio, l'ho chiesto anche a qualche tuo collega che abbiamo Sì. avuto ospite nelle dirette, ma come dire, un'arma a doppio taglio, avere una personalità molto forte, come dire, con un personaggio da rimanerne quasi invischiati, che cosa si rischia secondo te? Beh, sai, a me devo dirti non è tutto sommato capitato, nel senso che per fortuna ho fatto una cosa che è stata Elisa, che molti si sono ricordati, ancora oggi mi scrivono che bello che è stato e devo dirti che fa sempre molto piacere, sono passati 13 anni, quindi se dopo Mm, 13 anni lo ricordano ancora è perché sicuramente ha lasciato qualcosa nel cuore di chi l'ha visto. mm, Non ho fatto però per tanti anni quel ruolo, quindi tutto sommato, ecco, penso, non lo so, agli anni nostri, a Beverly Hills 90210, poi di fatto Dylan è sempre rimasto Dylan per noi, Brandon è Brandon, e Brenda è Brenda, e Kelly è Kelly. È chiaro che, sai, questo è un mestiere molto, molto diverso da quello che uno possa immaginare, è un mestiere fatto di tanti bei momenti, ma è un mestiere anche fatto di tante pause, di tanta incertezza. Quindi è un mestiere per chi ha lo stomaco un po' forte o per chi ha un po' di incoscienza, perché nessuno vorrebbe vivere in un contesto di totale incertezza. Questo anche, sai, in prospettiva di avere una famiglia, no? Cioè, certo. quale donna vorrebbe o quale uomo vorrebbe stare con una persona che non è in grado di garantire nessun tipo di garanzia, né da un punto di vista economico né professionale, neanche spesso personale, perché poi, sai, noi siamo anche ciò che facciamo, quindi se non fai, poi tutto sommato ci stai anche male, no? Per cui non giudico e non, così, come posso dirti, non condanno chi sceglie magari invece se ha la possibilità di fare per tanti anni un ruolo che può dargli tanto. Penso a Montalbano, per esempio, Sì. che voglio dire, per tanti anni ha fatto una ottima televisione, una grande televisione, anche grazie a una grande regia, una grande fotografia e una grande scrittura. Ma anzi, penso che sia anche quella una grande opera di coraggio, perché tutti noi abbiamo paura di rimanere invischiati con quel ruolo o con quel personaggio. Quindi sono scelte, secondo me ti devi trovare in quella situazione. Io devo dirti, non mi è capitato. Non ti nascondo che quando ho fatto Squadra Antimafia mi è dispiaciuto non poterlo fare il secondo anno, perché avrei voluto cambiare molte cose del personaggio che era scritto in alcuni momenti in maniera un po', secondo me, così, forse un po' leggera e avrebbe meritato forse di andare un po' più nel profondo di alcune questioni, però sai, cioè, rien ne va più, avanti, avanti, Certo, avanti certo. il prossimo, vedremo quello che arriverà. Senti, hai parlato poco fa di incertezze. Mi incuriosiva sapere una cosa. Noi nel numero di aprile di GQ Italia siamo usciti Mhm, con un intero numero dedicato alla paura degli uomini di invecchiare. mhm. Mi chiedevo, scusa, abbiamo messo in copertina Steve McQueen. Mi chiedevo I se, miei miti, lui e eh, tra Paul l'altro Newman. tra l'altro con un pezzo scritto in esclusiva per noi da Vasco Rossi. Mi chiedevo se in qualche modo la paura di invecchiare fosse anche Mia. gravitato nella tua mente, nonostante tu sia molto giovane, chiaramente, però insomma, se è qualcosa che ogni tanto ti passa per la testa e se anche in relazione al lavoro che fai, Guarda, ma nell'accezione più fisica del termine o più quello che vuoi. universale? Ma è chiaro che, sai, questo è inutile che uno ci gira intorno, è un Mm, mestiere fatto anche in immagine, quindi è chiaro che
insomma, sicuramente il fatto di pensare che sono tutto sommato ancora giovane mi fa ben sperare che possa fare ancora degli errori, mettiamola così. Certo. Ehm, Però devo dirti la sincera verità, mi spaventa molto di più non invecchiare fisicamente, ma così vivere una vita senza uno scopo, senza una direzione, no? Cioè non riuscire a trovare un po' un centro di gravità permanente, che può essere una passione, un amore, che può essere un obiettivo, una qualsiasi cosa che ti fa sentire vivo, perché poi di fondo l'età secondo me è anche un po' tutto sommato un numero, ti potrei fare milioni di esempi. Mia nonna, guarda, mia nonna aveva 97 anni, se n'è andata purtroppo quest'inverno, ma fino a un anno fa è stata una persona estremamente vitale, viva e in grado di far tutto e consapevole della proprietà. Certo, il tempo passa e nessuno, chi è che si augura la morte o chi è che si augura la vecchiaia, però penso che se uno vive il presente e lo vive appieno è un pensiero che in qualche modo rimane un po' dietro nella tua testa, cioè l'importante è non essere ossessionati, perché poi c'è anche, no? L'altra faccia della medaglia, cioè c'è Sì, gente che sì. è veramente ossessionata e che purtroppo Fa toccherà a tutti disastri. prima o poi. Secondo me se uno riesce a trovare qualcosa che... Sai, io mi ricordo molto quando ero... perché mi capita spesso di pensarci, non tanto di invecchiare, ma alla morte. Cioè al tema della morte come domani non potrò fare delle cose che mi Mhm. piacciono e mi girano un po' le scatole se ci penso, no? Perché poi paradossalmente la metafora della vita è che più vai avanti, più impari, più diventi pronto, ma meno tempo hai, quindi Certo, meno cose arriveranno di certo. fatto. E però ti dico, quando ero più piccolo, mi rendevo conto che, per esempio, quando mi dedicavo a una cosa che mi piaceva, una passione, un gioco, piuttosto che il tempo diventava così un nome, non era più una, non aveva proprio un senso, no? E quindi tutto sommato, secondo me, noi non dobbiamo perdere da adulti quella roba lì, cioè effettivamente il gioco, l'amore, la passione, sono cose che servono per veramente per sentirci vivi e secondo me su questo noi dovremmo anche far tanto con la scuola, con i bambini, cioè per aiutare le persone, perché c'è un tema di cui non si parla mai o comunque molto poco, perlomeno in Italia, che è anche per esempio la salute mentale. La salute mentale è un tabù in Italia, no? Cioè se io dico oggi vado dallo psichiatra o vado dallo psicanalista, la gente mediamente pensa questo è un po' squinternato. Certo. E invece se dicessi ho mal di testa, mi prendo l'aspirina, è largamente Va tutto accettato. bene. Fondamentalmente è la stessa cosa, cioè uno, l'anima ha una sua struttura, una sua presenza e quindi ci sta che uno possa così darne conto, perché poi se no l'anima si ribella, sai, oggi tanta gente soffre di ansia, di attacchi di panico, io Mhm. anche ne ho sofferto tanti anni fa, forse magari anche tu, non lo so, è una cosa abbastanza comune, uno su tre, uno su due, quindi veramente siamo in tanti. E, e penso che però questo sia esattamente quello di cui stiamo dicendo, cioè fondamentalmente poi l'anima si ribella se tu non la accudisci, non la nutri e la puoi nutrire solo con un qualcosa che ti dà gioia, che ti dà soddisfazione. Questo è importante perché le persone non devono smettere di, di chiederlo per se stesse, Certo. cioè non dobbiamo accontentarci di vivere un'esistenza fatta di doveri Mhm. e basta. Dovremmo non accontentarci di un'esistenza fatta, cioè dovremmo cercare per noi stessi di fare un'esistenza fatta di esperienze, nel bene e nel male, ma di cose che ci diano Certo, stimoli e che ci facciano sentire vivi. Penso certo. che tu il tuo lavoro te lo sei scelto perché ti piace sicuramente, perché è un lavoro molto impegnativo, quindi voglio dire, Lo è. lo so, se non avessi la passione che hai per i temi che tratti, penso che la quantità di stress che spesso devi affrontare, magari una persona normale non la supererebbe, no? No, io penso sempre un po' quel che dicevi tu, poi io sono, come dire, del parere che se non sei contento di quello che fai devi cambiare, perché comunque la vita è una e non ha senso perdere tempo se sei infelice nel fare quello che stai facendo. Per cui io ho impostato la mia vita in una maniera tale che, come dire, che tutto andasse verso una direzione, per cui Certo. come dire, per cui non posso lamentarmi, ecco. E poi sono anche una persona che tende a non lamentarsi troppo, Che segno comunque sei? tende a... Gemelli. Gemelli. Mhm. Mm. Quindi vivi È un un po' segno... per aria pure tu. Sì, è un segnaccio, per cui, vabbè, comunque bisogna sempre trovare la quadra tra due sponde, per cui è complicato, però vabbè, non importa. Senti Giulio, volevo chiederti un'altra cosa invece. Allora, Vai, vai. giochi a un giornale di stile,
Sì, volevo chiederti intanto se ci parlavi del tuo di stile sì. e in qualche modo un po' ci hai raccontato prima le tue esperienze con la moda, eccetera, però mi interessava sapere se, come dire, come in qualche modo gestisci e ti prendi cura del tuo guardaroba. Ok, allora guarda, allora devo dirti che insomma, mi piace la moda, un fashion victim, quindi non sono magari quello che corre a comprarsi la scarpa del momento o magari la maglietta del momento. Mm? Mi piace l'idea di avere un mio stile, alle volte magari anche criticato, ma è mio, e sono un grande fan del vintage, devo essere sincero. Io amo i capi vecchi, i Perché capi che hanno dici, una storia. scusa Giulio, perché dici, scusa, devo mettere in carica il cellulare Sì, sì, perché sì, vai, vai. perché dici delle volte criticato? Non ho capito. Ma perché sai, non è che piace necessariamente a tutti. Ecco, ci sono state delle volte in cui magari mi sono messo delle cose e la gente mi ha detto: Ma che cazzo ti sei messo addosso? E io, a Vabbè, me piace, me pazienza. lo metto lo Vabbè, stesso. appunto, fatto Quindi bene. devo dirti, ho questa cosa che mi piace tanto il vintage. Mm, Quindi sono molto, cioè, per me ci sono due cose che odio, ok? mm. Fondamentalmente, cioè, una cosa che odio che è la stessa che amo. Cioè, se tu mi Te vuoi l'avrei chiesto. massacrare un weekend, mi porti a fare shopping. Se tu mi vuoi far divertire un weekend, mi porti a fare shopping, ma nei mercatini vintage, che sono Ah, paradossalmente la stessa cosa, ma su due mondi diversi, no? beh, Allora, insomma. l'idea di andare in un mercatino o in alcuni negozi, a Roma ce ne sono diversi, dove vado Mm, spesso, del governo vecchio, a cercare delle cose che hanno una loro storia, è una cosa che a me piace moltissimo, perché l'idea di salvare un capo che magari è stato indossato, io ne ho diversi, insomma, anche molto belli, devo dire, per quello che possono valere, chiaramente, per me sono molto belli, beh, certo. che sono dei capi che hanno una loro storia. C'ho un montone russo del 1970 bellissimo che è stato messo forse due volte da chi ce l'aveva e è arrivato fino a me. Io mi chiedo sempre, ma chissà sto montone cosa ha visto nella sua vita dalla prospettiva del montone, no? Cioè, Mm. e poi ha un disegno molto Bane di Batman, quindi molto costruito, a me piace moltissimo. C'ho tante altre cose che mi piacciono, dalle scarpe, piuttosto che, sai, andando in moto, poi diciamoci la verità, Certo. scelgo anche sempre spesso dei capi che sono un po', Mm. tra virgolette, così, un po' casual, vintage, quindi roba che, insomma, Ma, ma dimmi una cosa che, come dire, che vai. dal tuo punto di vista deve non mancare assolutamente nel guardaroba maschile. Ma sicuramente i boxer e le calze giuste, perché io detesto le calze bianche e detesto le calze bianche di spugna ancora di più. E Ok. detesto gli slip, purtroppo c'ho un problema con gli slip, non mi piacciono. Vabbè. Forse sarà che, sai, quando li metti e vai in moto si spostano e danno fastidio, quindi a me piace il boxer di camicia spesso o magari Ah, anche elasticizzato, quindi devo dirti che ho ok. un po' l'ossessione di quello e poi non amo le ciabatte, cioè io ho un problema con chi mette le ciabatte, se mettono la ciabatta con sotto il calzino bianco, Vai fuori, non lì capisci più proprio niente. lì mi devo prendere lo Xanax perché mi viene proprio, mi sento male, però per dirti sono un fan, per esempio, degli abiti sartoriali indossati con il fantasmino sotto, quindi con la caviglia scoperta. Ah, Devo dirti, non so perché lo faceva mio nonno e mi ricordo vedi? questa cosa che Ok. all'epoca tutti dicevano, ah, ma... perché poi mio nonno era un generale, quindi era una persona tutto d'un pezzo che secondo me l'aveva un po' rubata da Però con, Agnelli, però con stile, insomma. che aveva questa mania di mettere, sì. Mm. L'avvocato Agnelli faceva così, o metteva spesso magari ecco, l'orologio sopra il polsino della camicia, no? Questa per dirti era di mio nonno, una vecchia camicia vintage, Ah, bello. eh, Levis, cioè, avrà penso 40 anni tutti Ah, quanti, quindi vabbè. 30 tutti. Devo dirti che, insomma, no, mi piacciono. Guarda, devo dirti, amo molto, se parliamo di capi moderni, amo molto il sartoriale. Tutto ciò che è Ok. sartoriale mi piace tantissimo. Mm. Però non amo, ho un problema con quello che ti ho detto, ho un problema con le pellicce, cioè io non Mhm. amo la pelliccia, non a caso compro prevalentemente abiti usati, cioè non ho mai comprato pelle e Mm. roba del genere nuova, non sono vegano, non sono vegetariano, però penso che ecco, la pelliccia nuova Condivido, faccio un po' condivido. fatica perché penso che sia veramente una barbarie, un'atrocità che non serve a nulla, Sì, cioè quelli che non... antiestetica.
Ma a parte che è antiestetica perché ce l'hanno veramente solo i papponi ormai, però detto questo No, ma è dal mio punto di vista è antiestetica in quanto antietica, è la cioè... pelle di un animale che, come dire, è ridicolo che per far tenersi caldo uno debba mettersi una pelliccia. Perché Ma poi se... te lo motivano, ah Ma ma no, tiene caldo, no, perché quando vanno a scalare sulle montagne non mettono le esatto, pellicce, mettono i esatto, tessuti tecnici perché sono più caldi. esatto. Però diciamo che quello che a me un po', ecco, dispiace è che ancora oggi ci sono delle maison, alcune per fortuna hanno cambiato, Armani, Sì, ma eh, sono tante che ormai si stanno per convertendo alla... fortuna, per Sì, fortuna. sì. Spero che, insomma, ecco, su questo, anche i pellami, devo dirti che, ecco, se sono magari usati, perché è un peccato buttarli, però Certo, la certo. giacca di pelle nuova, magari, ecco, Sono non d'accordo, sono d'accordo, approvo questa scelta. mi fa Giulio, piacere. ancora due cose veloci Vai, vai, tutto perché quello che vuoi, tanto mi sono ritagliato, guarda, un sacco di tempo per te, perché prima siccome ho che... detto, siccome ti ho eh? dato buca, dico, tanto... No, non ti preoccupare. Prima No, che Instagram ci sfumi, ancora 5 minuti, ti volevo chiedere, vai. intanto per favore se ci davi un po' di anticipazioni sul tuo futuro professionale, che cosa bolle in pentola? Ah, del lavoro? Scusami che ti avevo Sì, perso un attimo. Allora, sì, guarda, in questo momento sto girando un film. Allora, in realtà ho appena finito un film che si chiama Gabriel's Inferno, che è un film ok. americano tratto da questo romanzo Mhm. molto famoso che insomma ha venduto in tutto il mondo. E per la regia di Tosca Musk, che è la sorella di Elon Musk, Sì. per una società di Elon e Tosca. Adesso dobbiamo girare il secondo e il terzo capitolo, visto che mi parli di ruoli ricorrenti. Sono contento perché insomma almeno, come dice mio padre, te ci paghi il mutuo. E detto ciò, poi ho altri due film, uno in Spagna che doveva partire ma non è partito per colpa del Covid, ma dovremmo Mhm. ricominciare adesso, che è una serie molto bella in costume. E poi ho un altro film in Polonia che dovremmo cominciare adesso il 20 di giugno, e quindi che gireremo tra Cannes, Montenegro, Polonia e un altro paio di posti, Ah, però bene. quelli dipende sempre dal Covid. E poi sto scrivendo il mio secondo romanzo, sto scrivendo il film dal mio primo romanzo Mhm. e poi sto lavorando ad altre passioni che ho, perché in tutto questo io sono un po' così, non riesco a stare fermo, e quindi se sto fermo mi viene l'ansia, devo continuare a muovermi, capito? Sono tipo quello che va in bicicletta, non riesco a stare fermo, devo continuare a pedalare da qualche parte. E allora ho altre passioni che sto seguendo, tra cui con un amico stiamo lanciando una startup, una cosa innovativa che però non posso in questo momento Non dirti, puoi perché svelare? un po' Ok. ci portiamo sfiga e un po' No, no, non no, te ci lo manca posso solo. dire No, perché... no, c'è bisogno di buona fortuna, per cui lasciamo Grazie, però te lo dirò, guarda, non appena, se avrai piacere, non appena saremo pronti, volentieri. e spero a brevissimo, perché è una cosa veramente molto particolare, molto semplice, ma di grande impatto, quindi Volentieri. spero veramente che... Senti, e visto che siamo nella fase 2 e si prospetta, come dire, speriamo, l'avvicinarsi della fase 3, Mhm. scusa, una domanda un po' scema, cosa farai quest'estate? Non lo so, bisogna vedere innanzitutto se ci mandano, a parte devo vedere se lavoro, però devo essere sincero, stavo pensando, sai, da Roma ci sono tanti posti vicino che sono belli, c'è un'isola Mm, molto bella che mi piace tanto che è Ponza, sì. quindi stavo pensando se avrò le ferie, se riuscirò a farle, se ci Mm, faranno andare, perché Ponza, essendo certo, un'isola, c'è il problema della quarantena, bla bla, di certo. farmi una settimana lì o 2 settimane lì. Diciamo che insomma l'Italia secondo me merita di essere vista tanto, e devo dirti che vivendo all'estero me ne accorgo ancora di più quanto sia veramente un paese di grande valore. Certo. Spero che, insomma, che il governo su questo faccia tanto e faccia bene, perché veramente abbiamo tante realtà che meritano di essere valorizzate. È la solita pappardella che diciamo ogni anno, No, però però sì. abbiamo bisogno, secondo me, ora più che mai di Ma, aiutarci l'un mai come l'altro. Io devo adesso. dirti, esatto, devo dirti che l'altro giorno ero a un bar qua vicino casa e mi ha colpito moltissimo che tanta gente ha lasciato la mancia, cioè 20 euro il caffè, 18 euro di mancia, perché dicevano ci paghi gli stipendi di chi ci lavora, perché hanno visto che c'erano la metà delle persone dentro, no? Certo. In termini di impiegati. Cioè, Mm. devo dire che questa solidarietà è Sì, forte, la sento nell'aria, e spero veramente che, insomma, che ci aiutiamo, perché veramente, guarda, più viaggi, e penso che tu su questo mi possa dar ragione, più ti rendi conto che veramente l'Italia è un paese straordinario, non esiste un paese più bello di questo per cultura, storia, bellezza, persone, clima, cioè in Italia si vive bene anche
anche tra le persone, capito? Cioè in America non è così, a Los Angeles se ti senti male e cadi per terra, difficilmente qualcuno si ferma, capito? Qua no, qua ti aiutano. Se ti senti male qua ti curano, là se non hai l'assicurazione non ti curano, insomma, Una spesso realtà dovremmo secondo me imparare dovremmo sputare un po' meno del piatto in cui tutti quanti noi mangiamo e apprezzarne invece di più gli aspetti positivi, perché è veramente un grande paese e si merita tanto, quindi mi auguro che il governo su questo faccia di più, perché sinceramente per ora ha fatto un po' poco. Ok, va bene, ce lo auguriamo anche noi. Giulio, sei stato molto molto carino, davvero, molto gentile Grazie, fare grazie a questa chiacchierata te. con noi, davvero. Spero di vederti presto. Spero anch'io di vederti Dai, magari dal dal vivo. vivo a Milano. In bocca al lupo per tutto, Viva, grazie. viva il lupo, grazie a Un te. abbraccio. Ciao, 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 grazie. ciao, ciao, Ciao. ciao. Grazie mille ancora una volta a Giulio Berruti per questa chiacchierata e niente, io vi auguro buona serata e ci vediamo presto qua per GQ Telefono Casa. Grazie, ciao.